Conclusi i ballottaggi in Sicilia, a Gela vince il centro-sinistra con Di Stefano, a Caltanissetta il centro-destra con Tesauro, a Pachino idem con Gambuzza. Orlando neoparlamentare in Europa per la lista Alleanza Verdi e Sinistra. Il direttore generale Capodieci annuncia l'apertura dei COT, centrali operative per l'assistenza tra le strutture ospedaliere e il territorio. Il prefetto di Agrigento Romano incontra i neosindaci eletti dell'Agrigentino, sostegno alle problematiche che affronteranno. Pubblicato dal Libero Consorzio di Agrigento il regolamento per l'utilizzo del teatro dell'Efebo all'interno del Giardino Botanico per le manifestazioni estive. Giusy Parolino vince il 17° titolo di campionessa italiana del lancio del giavellotto in casa Acragas. Soddisfazione per il nuovo allenatore Lillo Bonfatto. Buongiorno, con l'appuntamento odierno del nostro TVA Notizie andiamo al risultato elettorale del ballottaggio che vede vincitore a Caltanissetta Calogero Tesauro, candidato del centrodestra. A Gela vince invece il centrosinistra con Terenziano Di Stefano. A Pachino Giuseppe Gambuzza, sostenuto sempre col centrodestra, che per solo 8 voti di preferenza ha la meglio su Barbara Fronterre del centrosinistra. Il servizio. Il turno di ballottaggio in Sicilia si è chiuso con la vittoria del centrodestra nel capoluogo di provincia, a Caltanissetta, 58.000 abitanti, dove è stato eletto Walter Calogero Tesauro, mentre a Gela, città con 75.000 abitanti, è Terenziano Di Stefano. A festeggiare il campo largo a trazione PD, Movimento 5 Stelle. Tesauro si aggiudica la partita con il 52,36% delle preferenze, mentre la rivale Annalisa Maria Petitto, Civica, sostenuta dal PD Presenza Simbolo, si ferma al 47,64%, 5 punti di differenza sui quali pesa probabilmente la scelta del Movimento 5 Stelle, che al primo turno aveva sostenuto il sindaco uscente Roberto Gambino, giunto terzo, di non fare alcun apparentamento con la candidata appoggiata dal PD. A livello locale i dirigenti del Movimento 5 Stelle si sono spaccati con un pezzo del movimento in aperta polemica con il Dem, che ha sostenuto invece Tesauro. Altra città dove si è votato per il sindaco è stata Pachino. Sotto l'aspetto politico ha sancito il successo di Riccardo Gennuso, parlamentare regionale di Forza Italia, primo sponsor di Giuseppe Gambuzza, il candidato a sindaco della lista civica Rinascita, vincitore del ballottaggio e autore della rimonta su Barbara Fronterre, esponente dell'area di centrosinistra. Ma Fronterre non si arrende, ci sarà una verifica del voto. Solo 8 i voti di distacco tra me e l'avversario che vince di misura, ma attendiamo la verifica del voto e la correttezza delle procedure, ha scritto in un post alla sua pagina social proprio Barbara Fronterre, che non ha ancora ammesso la sconfitta, anzi cova la speranza di poter ribaltare il risultato. Marcello Causo, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, ha commentato l'esito del voto a Caltanissetta, successo di Walter Tesauro e la conferma della bontà di una scelta lineare e coerente compiuta da Forza Italia e da tutte le liste della coalizione, prima di tutto nell'indicazione di un candidato serio, credibile e competente. È stata una battaglia impegnativa, continua il coordinatore regionale di Forza Italia Caruso, che abbiamo vinto tutti insieme, confermando la capacità di Forza Italia di individuare e offrire una nuova classe dirigente al servizio dei cittadini. Oggi festeggiamo il successo augurando al neosindaco e alla squadra degli assessori un buon lavoro, nella certezza che da subito si metteranno al lavoro con l'impegno di una grande sinergia con tutti i livelli istituzionali nei quali Forza Italia è presente, in grado di determinare scelte utili per i nostri territori. Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sulla vittoria a Gela del sindaco Terenziano Di Stefano, affermando: è il premio a un lavoro che parte da lontano e a cui abbiamo sempre creduto. Oggi da Gela parte un segnale di speranza, non solo per questa città, ma anche per tutta la Sicilia, e soprattutto un messaggio per Schifani e Cuffaro,
Qui abbiamo pesantemente battuto la destra, gela ai gelesi e ora la Sicilia ai siciliani. E l'ex sindaco di Palermo e capolista della lista Alleanza Verdi e Sinistra nelle isole, Leoluca Orlando, è stato eletto al Parlamento europeo. Alla luce delle proclamazioni avvenute e delle decisioni assunte dai candidati plurieletti, comunichiamo il comunicato stampa che i 6 eletti al Parlamento europeo sono Ilaria Salis, Mimmo Luciano, Ignazio Marino, Cristina Guarda, Leoluca Orlando e Benedetta Scuteri. A loro vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e di portare le istanze della giustizia sociale e climatica e della pace del programma dell'Alleanza Verdi e Sinistra nel Parlamento europeo. Così, in una nota stampa, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Frattoianni. Conferenza stampa stamani del direttore generale dell'ASP di Agrigento per annunciare le inaugurazioni dei COT, centrali operative territoriali per una sanità più vicina ai bisogni delle persone, assicurando una continuità del territorio con l'assistenza ospedaliera. Oggi si presentano i COT, 4 presidi nella provincia di Agrigento. Come funzionerà il servizio? Allora, le COT sono dei servizi interni alla nostra azienda, non sono aperte al pubblico, praticamente sono delle strutture che servono da cerniera fra l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale, cioè riusciranno a garantire al cittadino il fatto che si possa domani, subito dopo il ricovero, poter godere di tutte quelle che sono i servizi della nostra azienda. Faccio un esempio: un cittadino che è ricoverato in ortopedia con una frattura di femore, subito dopo può poter godere dell'assistenza domiciliare, di riabilitazione domiciliare, oppure essere ricoverato presso strutture di riabilitazione convenzionate con la nostra azienda. Benissimo, tutto questo viene guidato attraverso le COT, quindi il cittadino non viene lasciato solo a decidere dove andare, decide in libera scelta, però viene guidato attraverso un infermiere che in maniera telefonicamente lo chiama, telefonicamente lo consiglia e ha davanti tutta una piattaforma informatica con tutti i servizi dell'azienda, cosa che finora era soltanto, diciamo, settoriale, cioè c'era quello che si interessava solo dell'ospedale, l'ufficio si interessava solo della specialistica ambulatoriale, l'ufficio che si interessava solo delle vaccinazioni, eccetera. La COT è una sorta di piattaforma informatica gestita da infermieri a disposizione telefonicamente del cittadino e dell'utenza, che mette in condizione il cittadino di poter godere di tutto il servizio dall'inizio alla fine dell'assistenza. Il Rotary di Agrigento dona prodotti per l'igiene e per bambini da destinare alle famiglie in difficoltà all'Associazione Volontari di Strada, il servizio. Decine e decine di pacchi contenenti numerosi prodotti per l'igiene intima, detersivi, omogenizzati e quant'altro ancora sono stati donati dal Rotary Club di Agrigento, presieduto da Giuseppe Lamendola, all'Associazione Volontari di Strada, nell'ottica di un'ormai consolidata collaborazione esistente tra le due associazioni. La consegna della fornitura è avvenuta oggi nella sede del Viale della Vittoria, alla presenza del presidente del Rotaract Angelo Vitello, accompagnato dal socio Giorgio Marchica. A ricevere la delegazione del Rotary sono stati il presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino, e diversi operatori. Nel suo breve intervento Anna Marino ha ringraziato il Rotary Club di Agrigento per il bellissimo gesto di beneficenza e per aver indirizzato la scelta sui prodotti di largo consumo, quali lo shampoo, il bagnoschiuma, i pannolini omogenizzati ed altro, per l'acquisto dei quali le famiglie che assistiamo hanno il più volte difficoltà di accesso. Per questo riteniamo il gesto rotariano particolarmente felice e di grande spessore. Da parte sua il presidente del Rotaract Vitello ha precisato che la raccolta è stata possibile grazie al contributo dei soci, ma anche dell'azienda Engroshop, e ha ribadito come la mission del club è quello della solidarietà e di aiuto concreto nei momenti particolarmente difficili che la nostra società vive quotidianamente. È stata portata a termine nelle prime ore della mattinata di oggi una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Messina con ben 112 misure cautelari. L'indagine ha interessato vari comuni della Sicilia, in particolare del Messinese, della Calabria e altre località del territorio nazionale e all'estero.
Il GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per 85 persone, mentre per 27 indagati è stata applicata la custodia agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata alla detenzione, traffico e coltivazione e cessione di stupefacenti, nonché per autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo e alterazioni di armi, estorsione e altri reati. I provvedimenti restrittivi scaturiscono dagli esiti di 3 distinte indagini condotte dai carabinieri delle compagnie di Messina Sud e di Barcellona Pozzo di Gotto, tutte sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che hanno contemporaneamente disarticolato più organizzazioni criminali attive nel narcotraffico nella città di Messina, nel Barcellonese e nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia, con collegamenti con strutture criminali calabresi e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all'estero. Sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di euro. L'esecuzione dei provvedimenti restrittivi si pone a valle di 3 distinte indagini a partire dal gennaio 2021. Le articolate e complesse investigazioni hanno svelato l'esistenza e l'operatività di diverse organizzazioni criminali della città di Messina e del Barcellonese, attività nel narcotraffico con collegamenti con strutture criminali calabresi e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all'estero. Nell'ambito delle 3 attività investigative sono stati infatti documentati diversi stabili canali di approvvigionamento della droga, con la Calabria per la cocaina, con alcuni soggetti attivi nelle province di Napoli e Milano, nonché con la Spagna per l'hashish e con soggetti attivi nei Paesi Bassi, con riferimento allo spice, cannabinoide sintetico con effetto psicotropo estremamente dannoso per la salute. Le indagini sono state svolte utilizzando i tradizionali strumenti delle intercettazioni telefoniche ambientali, di servizi di osservazione e pedinamento con arresti e sequestri di sostanze stupefacenti, dalle dichiarazioni di soggetti che hanno avviato la collaborazione con l'autorità giudiziaria. Gli elementi raccolti dunque hanno disvelato l'organigramma di 4 tra le principali organizzazioni criminali operanti dal 2020 nel traffico di stupefacenti e nella gestione di piazze di spaccio nei quartieri messinesi di Giostra, Santa Lucia sopra Contesse, Villaggio Cep e il Villaggio Aldisio, nonché nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo. L'attività investigativa ha altresì consentito di raccogliere indizi circa l'esistenza di un ulteriore gruppo criminale finalizzato all'illecita introduzione nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto di telefoni cellulari composto da detenuti e da una donna, la quale dall'esterno dell'istituto avrebbe introdotto i dispositivi occultati all'interno di pacchi destinati ai detenuti. Tra i destinatari della misura cautelare in carcere figurano un agente della polizia penitenziaria e un infermiere dell'ASP di Messina, all'epoca entrambi in servizio presso la citata casa circondariale. Il primo avrebbe coadiuvato uno dei capi della consorteria sottoposto a detenzione consegnando gli stupefacenti, poi distribuito nel carcere. Il secondo avrebbe poi introdotto la droga nel carcere, ceduta poi ad alcuni reclusi. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri di Sciacca in questi giorni stanno conducendo mirati servizi finalizzati al contrasto dell'abusivo approvvigionamento idrico da parte di alcune ditte di trasporto dell'acqua e il servizio. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri di Sciacca in questi giorni stanno conducendo mirati servizi finalizzati al contrasto dell'abusivismo approvvigionamento idrico da parte delle ditte di trasporto di acqua, specie in siti non autorizzati ove si trovano acque non controllate e pertanto potenzialmente insalubri. Nell'ambito di tale attività di controllo, nella giornata di lunedì 24 giugno, in contrada Torre Macauda, hanno sorpreso un autotrasportatore di Ribera che stava rifornendo la propria autobotte da 6.000 litri, prelevando l'acqua dal torrente Bella Pietra, il cui corso risultava precedentemente deviato per permettere la creazione di un invaso artificiale che rendesse agevole l'approvvigionamento idrico. Al soggetto è stato contestato l'illecito approvvigionamento di acque sotterranee o superficiali in invasi e cisterne, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8 a 50.000 euro, per la quale non è previsto il pagamento in misura ridotta ed è autorità competente l'assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale acque e rifiuti, concessioni idriche di Palermo. L'attività di controllo proseguirà anche successivamente.
Beni per 600.000 euro sono stati sequestrati dalla DIA di Caltanissetta, un boss di mafia, condannato in via definitiva per associazione mafiosa e sotto processo per estorsione. Il provvedimento emesso dalla sezione di misure di prevenzione del Tribunale nisseno colpisce il patrimonio dell'uomo attualmente detenuto, inserito nell'organigramma criminale di Cosa Nostra, assumendo la direzione della famiglia nissena. La DIA ha sequestrato l'intero capitale sociale e i rispettivi beni strumentali di 3 società a responsabilità limitata operanti nel settore del commercio di carni e alimenti in genere, 2 fabbricati, 2 terreni, 6 autoveicoli e vari rapporti bancari intestati a lui o al suo nucleo familiare per un valore stimato in complessivi 600.000 euro. Ancora un arresto di droga a Catania, un 18enne posto ai domiciliari gestiva lo spaccio di droga. Se vediamo il servizio da Catania. Un uomo di 34 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, hashish e cocaina. Gli agenti della squadra mobile, conosciuti come i Falchi, hanno osservato i movimenti sospetti di un individuo che è entrato a piedi in un parcheggio multipiano e ne è uscito poco dopo portando con sé una busta particolarmente voluminosa. Il controllo ha rivelato che all'interno della busta l'uomo trasportava 3 pacchi di marijuana per un peso totale di circa 3 kg e 800 euro in contanti. L'uomo utilizzava anche un'autovettura abbandonata nel parcheggio come deposito per quantità più consistenti di droga. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati 54 pacchetti di marijuana per un totale di 53 kg, 42 panetti di hashish per circa 4 kg, 9 panetti di hashish per circa 550 grammi, 55 ovuli di hashish per circa 565 grammi e 2 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Se la droga fosse stata immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 500.000 euro. Durante l'operazione di arresto l'uomo si è complimentato con gli agenti dicendo "avete fatto bingo" ed è stato arrestato e dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza a Catania. E si è tenuto presso il Palazzo del Governo un incontro tra il prefetto Filippo Romano e i sindaci neoeletti dei comuni di Caltabellotta, Racalmuto, Santa Elisabetta, Naro, Campobello di Licata, chiamati al voto lo scorso 8 e 9 giugno. Nel corso della suddetta visita sono state affrontate le maggiori criticità dei territori interessati, in particolare quello della crisi idrica, l'indebitamento dovuto alla presenza di diverse comunità di disabili psichici e la mancanza di personale in servizio all'interno degli enti locali. Il prefetto Romano ha manifestato vicinanza e sostegno in relazione alle sfide che i primi cittadini si troveranno ad affrontare nell'espletamento del loro mandato. Incendi in Sicilia, la Regione rinnova e finanzia con 2,5 milioni di euro il corpo dei Vigili del Fuoco. Rinnovata la collaborazione tra Regione Siciliana e Vigili del Fuoco contro i roghi boschivi nell'isola attraverso un finanziamento regionale per potenziare le squadre aggiuntive antincendio. È stata infatti firmata la convenzione che resterà operativa fino a venerdì 13 settembre per azioni sia di prevenzione che di contrasto agli incendi. L'impegno finanziario per l'amministrazione di 2,5 milioni di euro. Anche quest'anno, dice il presidente Renato Schifani, abbiamo rinnovato l'accordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per un'azione più forte e sinergica contro gli incendi boschivi. Sono state impegnate maggiori risorse che ci consentiranno di potenziare la presenza di personale e mezzi, rendendola più capillare sul territorio, soprattutto nei luoghi più distanti dai distaccamenti. In questo contesto abbiamo esteso la durata della campagna antincendio dal 15 maggio al 31 ottobre e possiamo contare come regione su 120 nuovi mezzi e 190 postazioni del Corpo Forestale, su oltre 300 squadre di volontari della Protezione Civile,
con una dotazione aggiuntiva di ulteriori 70 veicoli. Nel frattempo prosegue il progetto della Control Room regionale unica per le emergenze, che dal prossimo anno unirà le forze di protezione civile e corpo forestale, anche con l'utilizzo di sistemi all'avanguardia per il monitoraggio del territorio in un'ottica sinergica di prevenzione. Nel 2023 le squadre aggiuntive impegnate erano 14, quest'anno diventano 19, con una forza lavoro di 116 persone. In particolare, le nuove postazioni attivate saranno a Ragalna, Catania, Piazza Armerina, Enna, Santo Stefano di Camastra, Messina, Custonaci e Pantelleria, Trapani. Tutte le unità composte da 5 elementi ciascuna saranno operative dalle 8 alle 20, mentre ad Ustica, Vulcano e Pantelleria 24 ore su 24 dal 1 agosto. A firmare la convenzione per la regione l'assessore al territorio e ambiente Elena Pagana, il capo della protezione civile Salvo Cocina, il comandante del corpo forestale Giuseppe Battaglia, per il Ministero dell'Interno il viceprefetto vicario di Palermo Anna Aurora Colosimo, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il direttore regionale Gaetano Valle Fuoco. Tra gli obiettivi dell'accordo quello di limitare l'insorgenza di danni al patrimonio naturalistico e ai beni, di contribuire alla sicurezza della collettività e di potenziare le strutture di coordinamento coinvolte, in particolare la sala operativa unificata permanente della regione. Le operazioni di spegnimento saranno coordinate dal Corpo Forestale e dai Vigili del Fuoco con il supporto delle squadre di volontariato antincendio formate, attrezzate e sovvenzionate anche per le spese di consumo dal Dipartimento regionale della Protezione Civile. Tali squadre potranno intervenire direttamente nei casi di piccoli focolai. Agli interventi da terra si aggiungono quelli per via aerea con l'utilizzo di 10 elicotteri leggeri noleggiati dalla regione e una convenzione con l'Arma dei Carabinieri, che sono dislocati in aree strategiche e potranno approvvigionarsi nelle 50 nuove vasche di rifornimento. Avranno inoltre il supporto all'occorrenza della flotta aerea nazionale, canadair ed elicotteri pesanti. Importante azione di prevenzione è quella di presidio e pattugliamento delle aree a rischio, svolta da ulteriori squadre di volontari di protezione civile su percorsi indicati dal corpo forestale o dai sindaci. Diverse prefetture e questure hanno organizzato attività di presidio e di vigilanza delle aree a rischio nelle giornate da bollino rosso. È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente del Libero Consorzio la modifica al regolamento per l'utilizzo del Teatro dell'Efebo all'interno del Giardino Botanico per la realizzazione di eventi e manifestazioni estive dell'anno. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Libero Consorzio la modifica al regolamento per l'utilizzo del Teatro dell'Efebo all'interno del Giardino Botanico per la realizzazione di eventi e manifestazioni estive per il 2024. Con determina del commissario straordinario del 20 giugno è stata approvata la modifica richiesta dal settore ambiente, turismo, giardino botanico, prevedendo delle tariffe adeguate all'utilizzo della struttura allo scopo di incrementare un maggiore utilizzo dell'intera area adiacente al giardino botanico. È necessario disciplinare al meglio, si sottolinea, i rapporti tra i soggetti terzi e l'ente provincia per l'utilizzo del teatro, per spettacoli, eventi di promozione sociale, culturale ed economica. Il Teatro dell'Efebo sarà utilizzato per la programmazione di eventi di spettacolo di richiamo turistico e l'offerta, anche con produzioni proprie dell'ente, dovrà essere indirizzata ai turisti attraverso i tour operator e le strutture ricettive. Il Teatro dell'Efebo potrà essere utilizzato a discrezione dell'amministrazione per eventi organizzati da terzi per finalità di spettacolo, convegnistiche, di promozione economica o commerciale, prevedendo anche la collocazione di stand nella piazza di accesso al teatro. L'utilizzo dello spazio teatrale, pertanto libero o allestito, avrà una tariffa giornaliera di euro 500, mentre se lo spazio sarà utilizzato per più giorni la tariffa scenderà a 350 euro. L'utilizzo della piazza di accesso per la collocazione di stand sarà di 150 euro indipendentemente dai giorni di utilizzo.
Qualora l'organizzatore terzo sia un ente pubblico, il presidente della provincia potrà applicare un abbattimento delle tariffe anche totale. In ultimo, i soggetti che utilizzeranno la struttura dovranno sottoscrivere una convenzione con l'ufficio per stabilire gli obblighi assicurativi, le regole di utilizzo ed eventuali penali. La proroga delle concessioni balneari nella regione siciliana è legittima per violazione della direttiva Bolkestein. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con una sentenza depositata nelle scorse ore che ha dichiarato l'illegittimità delle norme previste dall'articolo 36 della legge di stabilità regionale del 2023, che aveva dato disco verde alla proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, nonché la proroga alla stessa data del termine per la conferma in forma telematica dell'interesse alla utilizzazione del demanio marittimo. Secondo le associazioni che rappresentano le imprese del settore, però, la sentenza della Corte Costituzionale ha una portata relativa sugli oltre 3.000 concessionari siciliani, perché, spiega Giampaolo Miceli, coordinatore regionale CNA Balneatori, riguarda solo quei pochi imprenditori che hanno fatto istanza di estensione della concessione dopo il 31 dicembre 2022. Il provvedimento dei giudici costituzionali, infatti, si riferisce alla legge di stabilità regionale del 2023, con la quale l'ARS ha reiterato lo spostamento in avanti dei termini per le richieste di proroga da presentare sulla piattaforma telematica predisposta dalla Regione. I gestori degli stabilimenti balneari, per diradare le incertezze sul futuro, chiedono al governo nazionale un'indicazione chiara sulla norma di riordino del settore. A promuovere il ricorso alla consulta era stato proprio il governo nazionale, che rimproverava al legislatore siciliano di aver ceduto dalle competenze a esso riservate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale e di aver violato l'articolo 117, primo comma della Costituzione, che vincola anche le regioni autonome all'osservanza degli obblighi derivanti dall'Unione Europea assunti dall'Italia. In particolare, nel ricorso si lamentava la violazione delle previsioni dell'articolo 12 della direttiva Bolkestein, nota come direttiva servizi, che impone agli Stati membri dell'UE con efficacia diretta di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex legge. La Corte, nella motivazione della sentenza, ha sottolineato che le norme siciliane impugnate perpetuano limitatamente al territorio della regione siciliana il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa. Nel sottolineare poi che il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate dal governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine invece nella legge regionale 24/2019. La Corte ha rilevato, in linea con le censure contenute nel ricorso del governo, che la rinnovazione anche della possibilità di presentazione delle domande finisce con l'incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione a fini imprenditoriali delle aree del demanio marittimo. Linea alla regia per la pubblicità. Si è chiusa la 14ª edizione di Taobook, il festival internazionale del libro di Taormina, ideato e diretto da Antonella Ferrara, la corrispondenza. Essere qui per la 14ª edizione di Taobook, un festival che ha una vocazione precisa, che è quella di riflettere l'anima della Sicilia, che è un'anima complessa, perché la Sicilia è un'isola complessa, è al centro del Mediterraneo, con le sue 3 punte che guardano a 3 continenti, ha un destino antico, quello di essere crocevia tra Oriente e Occidente, di essere cerniera tra il sud e il nord del Mediterraneo.
Serata di gala nell'incantevole scenario del Teatro Antico di Taormina per la 14ª edizione della consegna dei prestigiosi Tao Book Award, i riconoscimenti assegnati ogni anno dal Comitato Scientifico di Tao Book, il Festival Internazionale del Libro di Taormina, che sono andati a personalità di altissimo profilo letterario, artistico, scientifico dell'impegno civile, coerentemente con la vocazione multidisciplinare del festival e alla missione di farsi osservatorio della società attraverso un dialogo permanente con i protagonisti del nostro tempo. La serata è stata ideata e condotta da Antonella Ferrara insieme al giornalista Massimiliano Ossini. In apertura è stato rivolto un commosso ricordo alla memoria di Franco Di Mare, il giornalista delle frontiere. Per le arti visive il premio è andato all'artista serba Marina Abramovic. A consegnarlo l'onorevole Maglio Messina, componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Premiata con il Tao Book Award anche l'Étoile della Scala Nicoletta Manni, che ha ricevuto il premio da Enrico Trantino, sindaco di Catania. Elvira Terranova, giornalista dell'ADN Cronos, invece ha ricevuto dal presidente Schifani il riconoscimento Tao Book per il giornalismo. Per il cinema ha ricevuto il riconoscimento il premio Oscar Paolo Sorrentino, premiato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani. Cultura e intrattenimento inoltre per oltre 4.000 spettatori che hanno affollato il teatro per assistere allo spettacolo animato dalla colonna sonora affidata da diverse edizioni alla pluripremiata orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Ponte sullo Stretto e vento, il parere del professor Giorgio Diana, progettista della struttura. Momento di confronto in aula, soprattutto con chi continua a dire che il ponte sullo Stretto non si può fare, ci sono tante criticità, ci sono tante difficoltà legate anche al vento, questioni che abbiamo letto un po' da tante parti. Lei come risponde? Ma io rispondo prima di tutto che il ponte è conosciuto in tutto il mondo. Se lei va in tutto il mondo, persone come me che hanno fatto progettazioni di ponti o che vanno in congressi per studiare cosa succede ai ponti dovuto all'azione del vento, Messina lo conoscono tutti perché è stato analizzato da tutta la comunità scientifica come esempio di come si riesce a realizzare un ponte di 3.000 metri. L'innovazione qual è? È il ponte con 3 cassoni, quei 3 cassoni che per voi non vogliono dire niente, però il fatto che sia con 3 cassoni, con i vuoti fra di loro, fa sì che il suo comportamento e l'azione del vento è stato l'invenzione, il salto che ha permesso di passare dai 1.700 metri ai 3.000 metri del ponte. Questo dal punto di vista aerodinamico, ma lo sanno in tutto il mondo, tutte le pubblicazioni che sono state scritte sul ponte di Messina ne parla tutti. La gente che parla qui, che non capisce un cavolo, scusate, mi dispiace la parola, sulla percorribilità ferroviaria, sull'azione del vento sulle strutture, che non ha mai partecipato a dei congressi sull'argomento, che non si è informato di quali sono i problemi, è difficile rispondere. E come si fa dunque a spiegare se non ci sono gli strumenti per comprendere? Che studino, che si mettano a analizzare, che si mettano a vedere tutte le pubblicazioni che sono state fatte sul comportamento dei ponti ad azione del vento, in particolare di Messina. Ci sono stati congressi in cui c'è stato nel 2011 un congresso Venezia degli APSE, che è l'Associazione Internazionale di Bridge Structural Engineering, che c'è stata un'ora dedicata solo al ponte dello Stretto con tutte le spiegazioni relative a come si comporta il treno, come si comporta la runnability e al vento. Ossia che vadano a vedere tutto quel materiale lì, voglio dire, prima di affermare che non è fattibile. Esiste un gruppo di lavoro degli APS, che è l'Associazione Internazionale di Ingegneria Strutturale, che studia vento e treno, le percorribilità sui ponti soggetti ad azione del vento. C'è un gruppo di lavoro di cui sono chairman, che partecipano tutti i progettisti di tutti i ponti del mondo, sul quale si discute anche di Messina. Passiamo alle notizie sportive. Giusy Parolino vince il 17° titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto. Ce ne parla Margherita Trupiano.
Giusy Parolino, atleta della SD Milone Siracusa, conquista la medaglia d'oro e porta a casa il suo 17° titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto. Per lei è il secondo titolo di campionessa italiana dell'anno 2024, il precedente conquistato nel mese di febbraio al campo Italico Conti di Ancona durante i campionati italiani lanci lunghi invernali. Parolino, atleta dei record, anche quest'anno con la sua tenacia e la sua costanza ha fatto registrare in pochi mesi tanti successi in campo siciliano e nazionale. Tra i concorsi, salti e lanci in gara a Roma anche il giavellotto femminile con start alle 9:20 e dove l'atleta Giusy Parolino con la misura di 28,87 m si è aggiudicata la sua ennesima medaglia d'oro. Grazie al coach Emanuele Serafin porto a casa un'altra medaglia tricolore e il mio 17° titolo di campionessa italiana, dichiara Giusy. Giusy Parolino ha deciso di rinunciare poi alla partecipazione ai prossimi campionati del mondo di agosto 2024. New entry nello staff tecnico del nuovo allenatore dell'Agragas Lillo Bonfatto, presentato ieri alla stampa, è Filippo Ferrante, ex del Canicattì, che farà il collaboratore tecnico al nuovo allenatore. In merito abbiamo sentito Graziano Strano, ora neo-amministratore delegato dell'Agragas, e il direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Le interviste. Primo tassello andato in porto, è arrivato il nuovo allenatore, prende forma la nuova Agragas. Sì, prende forma la nuova Agragas. Ci tenevo a ringraziare innanzitutto il padron Deni, il presidente Cagliari, di avermi affidato la conduzione manageriale di questo mostro che si chiama Agragas Calcio. Noi quest'anno, ci tenevo a dirlo, come ha sottolineato più volte il padron Deni, vogliamo andare oltre, ma oltre non significa vincere il campionato, perché ancora la precarietà delle strutture, delle nostre funzionalità sono enormi. Abbiamo questa fortuna di aver ricostruito uno spiraglio importante col Comune, dove finalmente sono arrivati questi fondi per la ristrutturazione dell'Esseneto. Si sta programmando, per quello che mi riguarda, una società solida che abbia un futuro solido, non sia solo un futuro di 12 mesi, ma lungo e lungimirante. Quindi abbiamo il desiderio che i veri tifosi ci stiano vicini e ci accompagnino in questa avventura, che è un'avventura che spero non finisca mai. È una cosa lunga da dire, però diciamo che stiamo costruendo un Agragas che rimanga negli anni e non un Agragas che oggi c'è e domani scompare. Grazie. Direttore Cammarata, Lillo Bonfatto è il nuovo allenatore dell'Agragas, come è arrivata a questa scelta? Ma come ha detto poc'anzi è stata una scelta molto ponderata. Da 15 giorni ho parlato con 4-5 profili di allenatori. Quando abbiamo deciso che dovevamo dare un allenatore all'Agragas, sedendomi con la società e parlando dei profili con la quale abbiamo parlato, 2 o 3 sono pure venuti ad Agrigento, di comune accordo con la proprietà, con il management, abbiamo deciso di virare dritti su Lillo Bonfatto, perché è un allenatore emergente, un allenatore giovane, con tanta voglia di crescere. Sappiamo cosa ci siamo messi dentro, perché bisogna guardare anche l'uomo. Ha già vinto, vincere non è mai facile. Lui ha vinto un campionato di eccellenza che è stato secondo me uno dei campionati più forti degli ultimi anni, dove c'erano 5 squadre attrezzate per vincere e lui è riuscito a vincere. Perciò da questo punto di vista siamo tranquilli e sereni. Poi l'altra sera abbiamo parlato quasi 2 ore io e lui. Mi è piaciuto come intende interpretare il calcio in Agragas, mi sono piaciute le sue idee, perciò questa è stata la decisione giusta secondo me. Adesso testa alla costruzione della nuova squadra. Sì, assolutamente, partiremo dalle riconferme. Logicamente le riconferme sono i matrimoni, si fanno in 2, da soli non si possono fare. Chi avrà il piacere di rimanere in Agragas
con questo grande gruppo noi avremo il piacere di riaccoglierli. Chi non avrà il piacere gli faremo un grosso in bocca al lupo e andremo a rimpinguare qualora qualcuno non vorrebbe accettare. Sui profili nuovi che devono arrivare stiamo già lavorando, da stamattina lavoreremo insieme al mister per cercare di portare in ritiro la squadra completa almeno all'80%. E passiamo ora a una notizia che non avremmo mai voluto dare. È morto Luigi Bellavia, padre del collega Maurizio, conosciuto e stimato giornalista ed editore di AGTV. Papà Luigi è stato un uomo che da sempre aveva creduto e dato impulso alle TV private, a partire da BSTV fino ad AGTV. Poco mesi fa era deceduta la moglie, con la quale aveva condiviso quasi 70 anni di vita insieme. Qualche anno fa un grande dolore colpì entrambi e l'intera città per la prematura morte del figlio Agostino, conosciutissimo tecnico TV e ben voluto da tutti. Adesso a Maurizio, la sorella Elsa e tutta la famiglia Bellavia giungano le più sentite condoglianze della nostra emittente, vicina in questo momento per la perdita di Luigi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9 e sull'LCN 268 in tutta Italia. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo una buona serata.